chiamo Stefania Vecchiato e ho scritto Stalle da sapone. Il complimento più grande che ho ricevuto rispetto a Stalle da sapone è stato che lo hanno paragonato ad un caleidoscopio. Io lo leggo oggi e ci vedo una cosa, io lo leggo domani e ce ne vedo un'altra, e questo è stato sicuramente il complimento più grande che mi è stato fatto. Ma chiamiamola critica, chiamiamola complimento, la cosa che mi hanno detto di più in assoluto è stata la parola ermetismo, l'ermetismo che rasenta il nonsense. Vi sto dicendo che negli altri libri c'è scritto cosa dovete pensare, mentre in Stalle da sapone dovete pensare per capire che cosa c'è scritto. E ve lo dico chiaramente, non è che sia un libro che vende, voglio dire. Però io vi faccio una domanda adesso, vi chiedo, perché devo essere io a dirvi che cosa dovete pensare? Io non sono mica una letterata, tutt'al più sono una lettrice e non ho assolutamente la presunzione di dirvi a voi che cosa dovete pensare. Se io leggo un testo e lo interpreto a modo mio, è perché lo faccio attraverso il mio vissuto, le mie esperienze, che sono certamente differenti dalle esperienze che avete ognuno di voi. Ecco perché nel momento in cui io leggo, io filtro il testo portando me stessa e tu filtri il testo portando te, per cui non c'è un giusto e uno sbagliato alla fine. C'è un confronto tra me e te che ne parliamo. Io adesso vorrei leggervi un cut-up che a me piace particolarmente, si intitola Intervallo. Dice: sei l'ospite che ha rimesso a posto la sedia prima di andarsene. Aveva un angolo di cielo. Adesso mi resta un po' più spazio. Che cos'è che vuol dire? Cioè, non è secondo me che tu dai una soluzione alla cosa nel momento in cui tu cerchi di arrovellarti il cervello nel capire che cosa intendevo dire io. Puoi stare là una giornata a cercare di capire che cosa intendevo dire io, ma non lo capirai mai. Devi farti una ragione di quello che ci vedi tu in quello che leggi. Portata. Dite di preferire l'avvocato in camicia al gusto della famiglia. Ho aspettato ad ordinare. Non avevo voglia di restare alla tavolata dove parlavano di Maria Callas. Ho scelto le capocchie di spilli che servivano al mio banchetto. Ti troverò in un altro dove. In questo bicchiere d'acqua mi sento senza sete.